visto pure nel gruppo Telegram. Ok, siamo in live. Vediamo se entra qualcuno a fare domande. Eccoci qua. Ora ci dica Pep però pitch. Chi è Pep? Pep è Pep. Ah. Allora, siamo in live. Ok, allora, facciamo l'introduzione. Ciao Naz. Bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati al caffè del lunedì, anche questa volta di martedì, forse un giorno riusciremo a farlo di lunedì. Però non chiede che si chiama il caffè del lunedì, che lo Perché facciamo c'è il tutti i caffè giorni del lunedì. Che cazzo? Forse quando ricomincerà il campionato riusciremo a farlo finalmente di lunedì. E bentornati in questo canale dove si beve calcio e si vive Napoli. E si vive Napoli perché io mi sono segnato un po' di cose. C'è tanto, secondo me, Fernando, secondo me ci sta tanto di cui parlare anche riguardo proprio del Napoli. Tanta carne al fuoco. Tanta. Forse troppa? Girano troppe voci, secondo te? Sì, anche perché poi comunque tu devi capire, cioè devi vedere poi quale voce è vera, quale non è vera. Però diciamo che si stanno facendo tanti nomi importanti, tante soluzioni importanti che comunque fanno sognare. Sì, è proprio, diciamo, in realtà già se ne parlava un pochino, però proprio oggi si sono intensificate le indiscrezioni. Oh, Salvio, ciao, tutto bene? Come Ciao, stai? salve. Si sono intensificate un po' le indiscrezioni per Darwin Nunez, proprio oggi. Non so se tu hai seguito un po' la situazione. Tra l'altro mi hanno detto che il Napoli sta veramente facendo sul serio, non so se l'hai letta la notizia del discorso inserimento Osimhen all'interno della trattativa, poi Sì. Darwin Núñez e Chiesa. Sì, l'ho letto e sto ancora cenando, ma tutto ok, tutto a posto. Sì, fra, l'ho letto, in realtà è una cosa che mi ha fatto veramente un po' strano, per così dire, perché poi tra l'altro ho letto pure che in realtà Osimhen non sarebbe come dire, la prima scelta di slot, però Sì, sostanzialmente anche pare perché essere... Dici. Osimhen nel gioco del Liverpool onestamente non è che lo vedo benissimo. Esattamente, diciamo, perciò dico una cosa un po' strana e quindi ci sta che non è la prima scelta di slot, però pare comunque essere nei radar nel Liverpool. Chiaramente, come sta dicendo Salve, state parlando di fantamercato? Probabilmente un pochino sì, ma diciamo che è stato, possiamo dire che è stata colpa di De Bruyne il fatto che abbiamo cominciato a parlare un po' di fantamercato in generale. Vabbè, certo, perché fino a qualche anno fa, quando uscivano queste notizie, sai, tu dici, vabbè, non ne ho vera, chissà quali sono i nomi che veramente sta trattando il Napoli, perché poi è sempre stato un po' così, no? Che uscivano dei nomi, poi a un certo punto il Napoli in realtà poi comprava tutt'altro, quindi... Però col fatto che pronti via, il Napoli prende De Bruyne, che comunque sta avendo il risultato che noi speravamo e che credevamo avesse. Cioè comunque Napoli sta diventando un palcoscenico molto internazionale anche per giocatori che prima forse non ci avrebbero mai cacato, che dopo l'arrivo di De Bruyne si è parlato anche di un po' di Grealish, lo stesso Darwin senza Núñez, senso, tra l'altro, Sancho tra Sancho, cioè, è un altro capito? nome Quindi sono nomi che fino a qualche anno fa il Napoli non avrebbe mai trattato e né loro avrebbero mai preso in considerazione un'offerta del Napoli. Ma non sarebbero minimamente mai usciti i nomi del genere. Infatti l'effetto dei Bruin è stato anche un pochino questo. Speriamo che riusciamo a cavalcare l'onda, ma tra l'altro l'effetto di questi due campionati, tra l'altro vinti in 3 anni, cosa incredibile. Io ancora, ogni volta che viene detta questa cosa la leggo, io ancora non ci credo. Cioè, non so se tu sei riuscito ad elaborare questa cosa, perché io proprio... Io la elaborerò di nuovo quando uscirà la maglietta con lo scudetto, Vince. Mamma mia, cioè io Prima di veramente... allora Porca puttana. è difficile ancora crederci, soprattutto perché anche la riconferma di Conte, no? Come già abbiamo detto, porta con sé tanti pensieri,
tanti sogni, diciamo, no? Perché poi comunque alla fine è vero che De Laurentiis vuole fare un Napoli forte anche per l'Europa, però con questi nomi che si stanno facendo, comunque in Italia tu già parti, diciamo, un punticino in più rispetto alle altre perché hai trattenuto Conte mentre tutte le altre ricominciano. Se poi i nomi sono veramente questi qua... Assolutamente. Vabbè, Grealish, come diceva se Salvio, accostamento non hai preso in considerazione, in realtà nemmeno da me, nel senso che ho letto e è bello sentire tanti nomi che vengono accostati al Napoli, ma onestamente quello veramente è fantamercato per tanti motivi. Il primo perché secondo me l'ingaggio è veramente proibitivo e senza alcun senso. Il secondo perché comunque come giocatore... cioè, No, nel a senso, meno... sai... Sì, diciamo che non è, però, capito, comunque è stato strapagato dal Manchester City, quindi secondo me lui si porta sul groppone ancora i Mister 100 soldi milioni. cacciati per il suo acquisto. Non è male come giocatore, cioè se viene a Napoli non è che mi dispiace, però sì, onestamente tra i per esempio Sancho a me piace molto di più. Anche a me piace, tra l'altro mi pare che è più giovane, mi piace molto di più Sancho, mi piace molto di più anche Ndoye onestamente, per quanto, ma anche perché lo sai perché mi piace molto più Ndoye e poi arriviamo naturalmente anche alla questione Lookman, però prima volevo un attimo dire una cosa, che non è quella che sto per dire, un'altra ancora, per esempio Lookman e Ndoye, e adesso ci arriviamo a parlarne, io li preferisco un po' di più perché secondo me, e anche Conte credo che li preferisca leggermente ad altri, perché essendo molto chiaramente più abituati a giocare la Serie A perché la conoscono, sai, al di là della Champions sono giocatori che in Serie A già sanno le dinamiche, già sanno come il calcio italiano, già si sanno approcciare, cioè sono già pronti sotto questo punto di vista. Quindi io onestamente potrei aspettarmi sugli esterni anche due colpi, uno estero e uno diciamo non estero per così dire. Guarda, Vince, sinceramente io penso che tutto ruoti intorno comunque alle richieste economiche fatte dalle varie società. Perché allora, per me il top player che puoi prendere è Lookman, ovviamente, no? Senza Perché alcun Lookman, dubbio al momento. comunque sono anni, e poi Lookman ti darebbe l'utilità tattica per giocare sia diciamo, col 4-3-3 e sia giocare diciamo, a due davanti, perché comunque nell'Atalanta lui ruota spesso attorno a Reteghi, no? Parte sempre un po' più largo, ma poi comunque diciamo gioca da mezza punta, da seconda punta. Certo. Quindi è il fuoriclasse Lookman in questo momento. Poi tutti gli altri nomi che sono stati fatti mi piacciono tanto. Ecco, io se ne devo scegliere uno, sceglierei Ndoye proprio per i motivi che hai detto tu, che comunque già in Italia, quindi già conosce il campionato italiano, però sai che cos'è, Vince? Che comunque quando i giocatori vengono dalla Premier League, forse sarà un'impressione mia, però io vedo proprio che la Premier League, i giocatori che provengono dalla Premier League hanno una marcia in più, perché è come se il calcio italiano, essendo un po' più lento rispetto a quello inglese, è come se i giocatori che provengono dal calcio inglese già siano pronti e anzi abbiano qualcosa in più, capito, rispetto al calcio italiano. Allora, è una questione molto fisica, nonostante intanto salutiamo Andrea dall'ospedale romano. Così ospita a Fangul, così ospita. Incurabili. Esatto. Allora, mi credete che a parità di prezzo tra De Mola e Ndoye preferisco il secondo per un concetto di potenzialità? Allora, su questo sono assolutamente d'accordo, nel senso che come potenzialità siamo d'accordo, chiaramente Ndoye può ancora crescere veramente tantissimo. Come parlando della prontezza del calciatore, chiaramente Ademola è molto più pronto sotto certi punti di vista, ha giocato molto di più in Europa, ha vinto comunque un'Europa League che non è da trascurare Da perché protagonista, da protagonista, tripletta in finale, non è da trascurare i giocatori che hanno anche già vinto, mentre Ndoye ha vinto quest'anno la Coppa Italia, segnando mi pare pure in finale, giusto? Sì, ha fatto proprio il gol vittoria, dovrebbe aver fatto. Però, ripeto, se andiamo al momento sul valore assoluto e sul fatto che qual è il giocatore più pronto, probabilmente il giocatore più pronto è Lookman, quindi io suppongo che Conte per esempio preferisca lui. Io devo essere sincero, io preferirei Lookman comunque. Perché comunque non è che stai parlando di un giocatore vecchio, se non mi sbaglio ha 27-28 anni, 28 anni. quindi proprio nel pieno della sua maturità.
Totalmente nel secondo me è un giocatore che comunque spacca le partite ed è già pronto, perché comunque Antonio Conte, che si voglia dire che voglia aprire un ciclo e tutto, io non so quanto Antonio Conte può rimanere sulla panchina del Napoli, quindi devi sfruttare anche un attimo, no? Anche perché se lo vuoi rivendere, che ne so, tra 2 anni, non è che lo svaluti. Assolutamente no, assolutamente no. Infatti su questa cosa sta dicendo Salvio e lo sai qual è il cazzo di guaio? Che adesso se io ci penso, gli esterni forti, più alti di 1,60 m, vabbè ci sono, 1,60 m forse abbiamo esagerato, però più alti di 1,70 m, ma quanti ce ne stanno? Cioè uno era Cavara, tutto a posto, ma quanti ce ne sono? Perché tutti i nomi che vengono fatti o i nomi che vengono in mente, come lo stesso, era lo stesso Adeyemi, sono comunque tutti bassini sostanzialmente. Vabbè, sì, ma perché hanno caratteristiche completamente diverse da Kvara. Cioè, no, non che Kvara non era veloce, però Lookman, Ndoye, Adeyemi nello stretto vanno, capito? Perché avendo il baricentro basso comunque puntano e sono veloci. Allora, tra tutti i nomi dice Andrea, preferirei Sancho. Allora, io in realtà sono preferenze relative, nel senso che bisognerebbe sempre capire nella testa di Conte che cosa c'è e come in realtà vuole giocare l'anno prossimo, perché la prossima stagione in realtà questa è una cosa che noi non sappiamo, se ci pensi, che non sappiamo se vuole giocare 4-3 o 3-5-2, però io suppongo, dato che si stanno cercando gli esterni, che comunque si voglia restare sul 4-3-3, anche se comunque gli esterni che si stanno cercando, come hai detto tu, possono fare tranquillamente anche la seconda punta, quindi la cosa potrebbe essere sempre molto modulabile. Diciamo che tra tutti gli esterni che si sono nominati, probabilmente Sancho è forse quello più talentuoso dal punto di vista puramente tecnico, sto parlando. Però come si è parlato anche per esempio di Garnacio, per esempio c'è stato un commento che ci è stato fatto su TikTok riguardo alla questione Lookman, in cui un ragazzo diceva no, ma io a questo punto a prendere Lookman a 50-60 milioni vado a prendere Garnacio. Io non sono d'accordo su questa cosa, se mi permettete, volevo un attimo esprimere questo parere, perché noi facciamo troppo affidamento sui valori assoluti dei calciatori, pensando a quanto secondo noi sono forti, mentre non valutiamo quasi mai quello che hanno dato sostanzialmente O al anche potenziale espresso su FIFA, per esempio. a parte questo, dicevo anche a quello che hanno dato durante la stagione appena finita. Cioè, per esempio, è vero che inserito nel contesto United tutti quanti È potrebbero un fallire. cesso, perché è venuto concesso. Esatto, che è veramente un cesso al momento, però al momento per me ha dimostrato molto più Lookman, molto più Ndoye e molto più anche Sancho, nonostante non abbia avuto una stagione proprio estremamente brillante, rispetto a Garnacio, che veramente è stata secondo me poca roba. Allora, secondo me, Vince, il discorso sai pure qual è? Che comunque le prestazioni dei giocatori del Manchester United comunque in questo momento sono un po' diciamo oscurate dal momento storico del Manchester United, no? Quindi io Garnacio io non dico che sia scarso, però No, assolutamente. nello United di questi anni è normale, secondo me, che Garnacio Non rende. sia un livello un pochino più alto, no? No, rispetto alla rosa che ora ha lo Sì, è United. chiaro, è chiaro. Il fatto è Garnacio che, può fare chissà chi, no? ma assolutamente, il fatto è che secondo me non vale 70 milioni al momento, questo è il discorso. Quindi ecco, poi comunque se loro ti chiedono 70 milioni, comunque è un investimento da fare per un ragazzo che potenzialmente può diventare fortissimo. Dipende sempre quello che vuole il Napoli. Io vedo che con Conte è stato fatto proprio un cambio di rotta clamoroso rispetto agli anni passati del Napoli. Conte vuole giocatori pronti e utilizzabili da subito e duttili, perché per esempio anche l'acquisto di Musa era stato detto che lui voleva Musa comunque per la sua duttilità tattica, no? Poi se mi posso permettere, io ho un dubbio su Garnacio per rispondere anche ad Andrea. No, Garnacio, scusami, Sancho. Su Sancho. Perché il Sancho preso dal Manchester United subito dopo il Borussia Dortmund all'inizio era Era un fortissimo. fenomeno.
Sì, fenomeno. Però poi negli anni si è perso un po' Sancho, perché comunque è andato di prestito in prestito, è andato al Chelsea, è tornato al Borussia Dortmund, sicuramente ha fatto di più rispetto a quanto non abbia fatto al Manchester United, anche nei vari prestiti. Però un po' come la questione Joao Felix, che mi ricordo che ne parlammo che l'epoca passata, il fatto che non sia mai stato confermato dalla squadra che ha preso in prestito, che l'aveva preso in prestito, un po' questa cosa mi fa pensare, capito in che senso? Cioè, Assolutamente sì, ma infatti a parte il Lang è un bel nome, no, Lang, no, Lang, come cazzo si dice, io voglio andare un attimo direttamente a questo commento di Salvio. Io posso essere anche d'accordo, no? E mi riallaccio al discorso che stai facendo tu, Fe, in realtà. Posso essere anche d'accordo, però per me, anche in un contesto come lo United, che sta veramente, sembra veramente tragicomico, no? Al momento pare che non si riescono a riprendere in nessun modo. Il giocatore, seppur giovane, ma di personalità, fa vedere comunque sempre delle belle cose. Mi spiego, o comunque faccio un esempio. Mo ci vuole Kvaratskhelia, ok? Nell'anno in cui il Napoli è arrivato decimo, l'anno scorso, tutti quanti hanno risolto sotto le aspettative, ma lui, insieme ad Osimhen e a pochi altri, erano quelli che tutto sommato ogni tanto facevano vedere che si accendeva la scintilla, no? Perché certo. hanno personalità, sono comunque forti. Quello che per esempio a me spaventa dei Sancho, dei Garnacho o di giocatori simili è che questa scintilla in momenti non buoni della loro carriera non si accende. Cioè, prendete il giocatore simbolo dello United, no? Bruno Fernandes. Mo lasciamo stare che lo United va di merda, ma chi è pronto a dire che Bruno Fernandes è scarso? Nessuno. Perché Anzi, ha risolto anche parecchie partite al Manchester United, eh? Esattamente, perché sicuramente ha più esperienza degli altri due, siamo d'accordo, però ha una caratura anche a livello di personalità molto elevata. È chiaro, dici sì, ma loro sono giovani, siamo d'accordo, però stiamo parlando di giocatori, non è come in Italia che non giocano, non li fanno giocare, stiamo parlando di giocatori che giocano, quindi non è che non sono abituati a giocare a determinate partite e diciamo, non sono abituati a provare a determinarle, semplicemente il dubbio che mi viene è soprattutto sulla questione mentale. Quindi da qui a dire, Sì, sarà il futuro dell'Albiceleste, magari sarà vero, ma sa davvero. Cioè. e devi vedere anche il periodo storico dell'Albiceleste in quegli anni, come sarà, perché per esempio se tu mi dici che potrebbe fare sicuramente il titolare nell'Italia, ma l'Italia di questi anni potrebbe... No, però comunque, a parte scherzi, Garnacho, poi comunque l'asse United-Napoli a quanto pare ci porta fortuna, perché con Scott McTominay siamo andati benissimo, anzi è stato votato uomo della stagione, quindi io non voglio far passare il messaggio che Garnacho sia scarso o No, che ma allora Sancho sia scarso, no, è ma che sono due giocatori fortissimi. a livello economico ti chiedono 70 milioni per Garnacho, io se ho 70 milioni da buttare mi vado a prendere Lookman, che è una garanzia, che ha già vissuto anni nel campionato italiano e che comunque è nel pieno della sua maturità, perché comunque è un allenatore che non vuole il giovane da crescere, ma vuole, o quantomeno, se gli dai il giocatore giovane da crescere, lui però ti chiede sempre il giocatore pronto per vincere, teoricamente. Sì, Questo è. assolutamente, ma posso essere proprio onesto, è una cosa che non ho mai detto in tutti questi anni, non ho mai pensato, però adesso inizio a pensarla. Giustamente, come hai detto tu, quanti anni può restare Conte su questa panchina? Non tantissimi, ma adesso il momento è propizio, ma perché, tra virgolette, rischiare? Nel senso che poi è chiaro, il rischio è a prescindere, perché tu vai a prendere un qualsiasi giocatore, tipo mi sembra una maniera, cioè nel senso puoi andare anche a prendere Lookman e non ti rende come tu credi, però il concetto è: perché devo prendere un giocatore che negli ultimi anni sta facendo anche male, invece di prendere uno che negli ultimi anni ha spaccato sempre a metà la Serie A e non provare a confermarsi in Serie A, cosa che il Napoli non è mai riuscito a fare nemmeno ai tempi di Maradona, perché
noi non ce lo ricordiamo perché purtroppo, e veramente purtroppo, non li abbiamo vissuti, ma ai tempi di Maradona comunque i 2 scudetti arrivarono a distanza di 3 anni. Sì. Cioè, quindi non è stata una cioè, qua stiamo parlando che io, con tutti gli scongiuri possibili e le grattate che adesso continuo a farmi, stiamo parlando che si rischia per così dire di potersi riconfermare. Bravo, il caffè è lunedì, ma c'ho fatto anche un caffè. Di potersi riconfermare già l'anno prossimo. E quindi per questo anche io mi sento di andare a preferire giocatori anche che vengono già dalla Serie A stessa. No, ma poi tu in questo momento devi aprire, cioè Conte vuole aprire al massimo un ciclo vincente, perché non so se tu hai visto l'intervista, diciamo, del Buffa Talks che hanno passato un po' su Sky, no? Quella, diciamo, la prima parte. Lui comunque ha sempre detto, c'è sempre stato coerente con la sua mentalità, cioè a lui non gli interessa partecipare. Lui se abbraccia un progetto è perché secondo lui c'è la possibilità di vincere. A me mi è piaciuto tantissimo quando ha parlato del fatto del Tottenham, no? Che gli hanno fatto la domanda sugli anni lì a Londra del Tottenham. Lui, quando il Tottenham ha festeggiato l'ingresso in Champions League, lui è andato negli spogliatoi e ha detto: ragazzi, non vi abituate a festeggiare la Champions League, perché c'è la Champions League, deve essere il minimo, cioè noi i festeggiamenti si fanno per altro. Perché lui Questa è la sua... diceva noi siamo abituati a festeggiare altro, assolutamente. Capito? In Lui è realtà quello. lui era rivolto più al suo staff, in realtà. Sì, però capito, cioè la sua mentalità è io non me ne faccio niente dell'ingresso in Champions League, è normale che se c'è un progetto tipo prendo il Napoli, l'anno scorso è arrivato 10º, quest'anno giochiamoci l'ingresso in Europa, tutto quello che viene in più ce lo prendiamo ovviamente, no? Però l'obiettivo minimo era quello di entrare in Europa, ma Antonio Conte non avrebbe mai firmato un contratto per 3 anni di ingresso in Europa. Cioè comunque lui alla fine del progetto, alla fine del ciclo c'è vincere, capito? Non partecipare. Quindi secondo me se tu vai vicino a lui e gli dici ti prendo il pinco pallino della situazione di 20 anni, che può essere anche un futuro fuori classe, a meno che non gli porti il nuovo Messi, secondo me Antonio Conte dirà sempre no, voglio a quello che è più pronto. Assolutamente. Tant'è vero che lui comunque gli obiettivi del Napoli sono chiari e definiti, cioè non è che si sta parlando di Leoni, che è un nome che abbiamo fatto giorni fa, che invece sono in orbita per esempio Inter e Milan, che devono ricostruire, quindi puntano al giovane. Leoni a Napoli non si sta parlando, che poi potrà essere acquistato, ma non se ne sta parlando proprio, si sta parlando di giocatori pronti e fatti per puntare a vincere. Assolutamente. Intanto rispondiamo a Sal, non ci bestemmiare. Allora, secondo me è ben chiaro chi prendere, vede bene come Andoia. Allora, secondo me il Napoli ha ben chiaro quello che gli serve. Chi prendere precisamente non è che non ce l'ha ben chiaro, semplicemente non è così facile come può sembrare, perché il mercato in realtà non è ancora proprio iniziato, quindi è anche difficile affondare totalmente i colpi perché non si possono chiudere definitivamente, quindi anche le società, cioè ho sempre l'impressione che quando anche ci si informa, si comincia una trattativa, le società che devono vendere è come se mantenessero sempre un po' in mano, no? Perché in realtà il mercato si apre il 1° luglio e quindi pensano, vabbè, chissà che cosa può succedere, possono arrivare altre tipologie di offerte, dobbiamo vedere i giocatori che vogliono fare. Quindi secondo me il Napoli ha ben chiaro cosa gli serve e non gli serve, non è che non gli serve, e vuole acquistare anche tanti giocatori, secondo me. Io ho questa impressione che ci sarà un bel comunque ricambio rispetto alla squadra che abbiamo adesso. Sì, certo. Chi prendere nello specifico secondo me è ancora presto per capirlo definitivamente. Anche perché poi devi capire anche chi va via. Per esempio, oggi è uscita la notizia che Anghissà forse rinnova. Io penso che comunque, io penso che comunque il Napoli Beukema lo va a prendere. Ti dico la mia, cioè Ndoye ti dico non lo so perché vediamo il mercato cosa offre. Però Beukema, secondo me, o Beukema come cazzo si chiama lui, il Napoli lo va a prendere. Sì, Poi molte volte dipende anche dalla richiesta che fa la squadra che vende, perché
Cioè, per esempio, Ndoye, ma c'ho 50 milioni per Ndoye o 50 milioni per Lookman, io mi vado a prendere Lookman. La cosa che comunque mi fa piacere più in assoluto è che, sempre quello che ho letto e che vengo a sapere, che comunque tutti i giocatori con i quali il Napoli si è approcciato, tutti hanno detto di sì, partendo da Darwin Núñez fino ad arrivare a Ndoye. Tutti Cioè, hanno quindi dato questo un'apertura, mi fa tutti hanno dato tantissimo un'apertura. piacere. Ma assolutamente, perché ora adesso vedi, ritorniamo un attimo all'inizio, a quando dicevamo finalmente sembra che ci sia stato quello switch che speravamo tutti accadesse, no? Lo switch di mentalità da parte della società, di mentalità sul mercato e anche come immagine, cioè secondo me aver vinto questo secondo campionato in 3 anni ci ha dato una risonanza pazzesca e ha aiutato, e io spero che questa cosa si confermi e che aumenti nei prossimi anni, ha dato anche più potere, capitemi, alle altre società che non siano le società del nord, per esempio. È chiaro che i progetti sono molto diversi a quanto pare al momento, ma lo stesso Gasperini, ok, è andato a Roma e una delle prime cose che ha detto, è chiaro perché lo dice pure perché è appena arrivato, siamo tutti d'accordo, però è arrivato, ha detto il Napoli ha vinto 2 campionati in 3 anni, il Paris Saint-Germain è diventata la capitale anche d'Europa, diciamo la capitale d'Europa anche nel calcio, perché non si può vincere anche a Roma? Vuol dire che non si vince solo a Torino e a Milano. Cioè, Certo. queste sono dichiarazioni fatte sicuramente un po' di circostanze, nel senso che chiaramente tu ti sei appena seduto sulla panchina della Roma, quindi tu comunque cerchi, no, di farti subito voler bene anche dai tifosi, però in realtà sono anche dichiarazioni forti di chi capisce che col progetto giusto, e forse la Roma potrebbe averlo, col progetto giusto si può arrivare a determinati risultati, e non necessariamente questi progetti li si possono avere solo al nord, perché E stanno soprattutto, capendo. Dici. no, no, mi volevo collegare a quello che stai dicendo tu, e soprattutto sia Napoli che Atalanta che Paris Saint-Germain quest'anno hanno dimostrato che non si vince per forza solo con i soldi. Cioè, nel senso che comunque, se vai a vedere il Napoli di 2 anni fa, il Napoli di quest'anno più o meno, perché comunque grazie allo scudetto di 2 anni fa i giocatori del Napoli hanno acquistato anche potere, no? A livello proprio, cioè, Di Lorenzo, se 2 anni fa ti dicevi è un buon terzino, oggi dopo Certo, 2 certo. scudetti è un grande terzino. Però l'Atalanta con una progettualità è arrivato poi a vincere l'Europa League. Il Paris Saint-Germain, cioè Luis Enrique, questa è un'altra cosa che ti volevo dire, che pure mi è piaciuta tantissimo, che ho letto in questi giorni, che Luis Enrique aveva vietato al presidente del Paris Saint-Germain di acquistare giocatori sopra i 24 anni, o quello nel momento in cui hanno seguito l'allenatore ha fatto vincere la Champions League. Quindi Roma è una bella piazza calda come quella di Napoli, ma soprattutto, anche se non ha soldi, diciamo, da spendere, ha preso un allenatore che attraverso un progetto ha dimostrato che comunque riesce a vincere. Sì, assolutamente sì, e io ti dirò di più che secondo me non è vero che non ha soldi da spendere, magari non ne ha tantissimi, però qualcosina può investire. Il problema della Roma al momento rispetto a quello che è riuscito ad arrivare il Napoli è che chiaramente non ha la risonanza mediatica, anche la risonanza, insomma, come dire, non voglio dire il blasone perché in realtà non è corretto, però ci siamo capiti, no? Non i Sì, giocatori non sono così attirati ad andare a Roma rispetto a venire a Napoli in questo momento. Quindi questo è l'unico problema che tra virgolette potrebbe avere la Roma, però avendo un allenatore come Gasperini, che io per carità a livello umano e personale non sopporto molto, però dal punto di vista professionale ho sempre detto che è un però fenomeno. capito, anche anni fa al Napoli facevi fatica a leggere determinati nomi, come per esempio quelli di quest'anno. Ma Quindi, assolutamente. quindi anche a Bergamo con l'Atalanta, perché comunque Lookman è stato scoperto, Cop Miners è stato scoperto, cioè non sono arrivati giocatori fatti a Sono Bergamo, stati no? scoperti tutti, quasi tutti. Esatto, esatto. Quasi Quindi tutti. comunque alla fine a Roma, anche se pure quando noi abbiamo vinto lo scudetto, cioè noi
arrivò Kvaratskhelia quell'anno, che tu Sì. dici ma chi è chi sta a inizio anno? Poi è normale che, anzi addirittura noi abbiamo vinto lo scudetto nel momento in cui abbiamo rifondato il Napoli, perché già l'abbiamo detto tante volte, no? Vanno via Insigne, Mertens, Koulibaly eccetera eccetera, arrivano Kim e Kvaratskhelia, che tu dici madonna mia che stiamo combinando, e invece poi alla fine vai a vincere, capito? Sì, ma perché si crea, infatti questo è pure per andare a rispondere a un commento di Salvio prima che ho messo in evidenza e poi tolto, sul fatto di Anthony che andò via dallo United e lui dice arriverà tra i primi 10 del pallone d'oro. Anthony per me, giocatore che come valore assoluto ha una classe immensa e una tecnica incredibile. Il problema, io a volte sbaglio diciamo i termini ragazzi, il discorso molto semplice è che molti giocatori sono degli ottimi giocatori o si possono avvicinare ad essere dei grandi giocatori, ma non sono dei grandissimi giocatori o dei fuoriclasse, perché hanno bisogno di essere inseriti in un determinato contesto per rendere. Contesto che deve essere societario, di ambiente, di compagni di squadra, di, come dire, di disposizione tecnica in campo, cioè hanno bisogno veramente di essere inseriti in un contesto molto positivo, che comunque in cui stanno bene e quindi riescono a rendere. Quindi, per esempio, Anthony, secondo me, giocatore fortissimo, però al momento ha reso bene all'Ajax e al Betis Siviglia, che sono comunque due realtà relative, cioè nel senso l'Ajax sicuramente è un po' più internazionale, ma comunque gioca in Olanda. Il Betis Siviglia, con tutto il rispetto, è una squadra che se gli va bene arriva sesta, settima in Liga. Stiamo parlando più o meno di questo. O comunque, se fa un miracolo arriva in Champions. Quindi sono contesti con meno pressioni, ecco, rispetto allo United. Per esempio, se devo dirti la mia, a me Scusami, Anthony non chiudo piace. il concetto. No, chiudo il concetto per dire al momento chi arriva a Napoli, perché io faccio determinati discorsi, arriva in un contesto in cui sicuramente c'è un'armonia interessante, ma in un contesto dove al momento ci sono anche più pressioni rispetto a prima. Questo volevo dire. Sì. No, ma poi io parto dal presupposto che a me Anthony non piace, però poi sì, ovviamente sono d'accordo col tuo discorso, io lo facevo anche l'altra volta, che poi forse ho sbagliato a usare il termine categoria, no? Non so se ti ricordi parlando con Peppe l'altra volta. All'Allegri. Esatto, tipo Edin Dzeko a Firenze sicuramente può fare benissimo, però Firenze è quella piazza che, ma bene che ti va, arrivi in Europa League, non hai la stessa pressione che puoi trovare da altre parti, tipo per esempio a Roma Edin Dzeko si è mangiato certi gol solo a Porto, così come è successo anche a Milano con l'Inter, solo che a Milano con l'Inter ha una rilevanza diversa rispetto a Roma, perché l'Inter punta per vincere. Anthony, l'Ajax se non lo perde lui lo scudetto lo dovrebbe vincere tutti gli anni, secondo me, per la squadra che ha rispetto alle altre in Olanda. Betis Siviglia, così come abbiamo visto, sì, è arrivata quest'anno in Champions League, ma hanno parlato di miracolo comunque, perché sennò è abituata a... È arrivata in Champions. Se mi ricordo bene, sì, è arrivata quarta, se non sbaglio, il Betis Siviglia. Cos'è? Mi sembra di no. Io mi ricordo che durante proprio la finale di conference dissero che il Betis Siviglia era arrivata quarta. Poi forse ho capito io Vabbè, non mi male. ricordo. Non lo so, onestamente, vabbè, non mi ricordo, però è comunque sì un relativo miracolo sportivo. Non mi sembrava fosse arrivata No, quarta. ho sbagliato io, era l'Atletico Bilbao che è arrivata quarta. Il Bilbao, infatti, ok. Infatti, Però comunque volevo rispondere un attimo al commento che mi avevi messo sotto di Sal, il fatto di Meret. Sì, lo Non rimetto. so Sal da quanto tempo ci segue, però io lo dissi tempo fa che a me Meret personalmente piace per determinati motivi. Allora, Sal, rispondo direttamente a te. Sono un po' d'accordo con Maria Ausilia, nel senso che ad oggi nel campionato italiano faccio fatica a trovare qualcuno che prenderei al posto di Meret. Due portieri titolari, cioè anche Lia Caprile per esempio, quest'anno ha preferito andare a giocare al Cagliari anziché fare la riserva nel Napoli campione d'Italia, no? L'ha detto anche in un recente intervista, se non mi sbaglio, proprio a cronaca di spogliatoio. Sì. Quindi ora ad oggi è molto difficile avere due portieri di livello, dello stesso livello, che uno fa il titolare, o a meno che
non fai come fanno determinate squadre che fa il portiere, diciamo, di campionato e il portiere di coppa, quindi dai delle garanzie ad entrambi. Ma sono garanzie relative e comunque lo possono fare solo determinate squadre. Prendi il Barcellona, il Real Madrid, il City, cioè squadre, cioè, capito? Sei anche quindi, sicuro che tutti gli anni fanno la Champions in realtà. no, certo, ma poi paradossalmente io ad oggi, se tu mi chiedi chi prenderesti al posto di Meret, Io nessuno, faccio fatica assolutamente. a dirti un No, nome che non sia io un non top faccio fatica. portiere. Io non faccio fatica perché ti dico che non c'è nessuno, che al momento io prenderei ad occhi chiusi al posto di Meret, ma per tanti motivi. Poi ci possono essere portieri che possono essere ugualmente forti, possono diventare ugualmente forti o anche più forti, tra cui per esempio, no, mi viene in mente lo stesso Carnesecchi dell'Atalanta, secondo me portiere molto molto forte, ma secondo Però me almeno non è a livello, cioè o siamo là o non è ancora non è a livello di Meret, cioè comunque Meret è un giocatore, noi spesso ci soffermiamo molto sugli errori, posso capire che magari per esempio tu, no Fel, me l'hai detto spesso, tecnicamente può non piacerti, ok, come portiere, può avere dei difetti, ce li ha, l'abbiamo sempre detto anche un po' sulle uscite, ma come tutti i portieri hanno dei difetti, però secondo me tra i pali lui ha fatto nel corso di quegli anni, di questi anni che è stato a Napoli, che non sono pochi tra l'altro, e anche questa cosa non è da sottovalutare, ha fatto delle parate pazzesche, cioè parate che penso che quasi nessun portiere a Napoli abbia mai avuto, diciamo, come dire, sia mai riuscito a fare, ecco. no, vabbè, Cioè, comunque c'è da dire che negli anni ha avuto un rendimento costante Meret, cioè io per quanto mi riguarda, per come mi piacerebbe avere il portiere, mi piacerebbe un po' un portiere un po' più con le palle, fammi passare il termine, nel senso che comanda la difesa, te l'ho detto l'altra volta, no? Io quando incontrano Meret e vedo Meret in silenzio mi innervosisco, perché poi invece vedo altri portieri che invece urlano, sbraitano, comandano la difesa, fanno e dicono, però a livello assoluto Meret è il terzo portiere della nazionale dopo Donnarumma e Vicario, che in è questo momento Vicario, secondo sì. me sono inarrivabili. Quindi se capito, se Donnarumma. poi devo prendere come ha fatto la Juve un Di Gregorio, preferisco tenermi Meret onestamente. Ma vedi, mo tu hai citato Vicario, no? Stiamo parlando di portieri. Vicario è un altro esempio lampante e pazzesco di quanto in Italia spesso ci lasciamo scappare dei giocatori che sono fortissimi. E poi arriviamo adesso a un'altra cosa che mi è venuta in mente. Cioè, mai possibile che Vicario, per avere l'opportunità di giocare in una grande squadra, se n'è dovuto andare in Inghilterra. Lascia perdere che magari ti chiama la squadra di Premier League, tu la preferisci perché magari hai anche il desiderio di andare a fare esperienza all'estero, di giocarti un campionato come la Premier, e quindi figurati, ha fatto anche bene, cioè non stiamo parlando di questo, ma quello di cui sto parlando è che nel momento in cui Vicario venne preso dal Tottenham, che mi pare sono stati 2 anni fa o 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, almeno 2, Soprattutto è stato preso dall'Empoli, non è che stava in... appunto acquistato dall'Empoli, ma in quel momento in realtà tante società in Italia, anche grosse, avevano bisogno del portiere, Certo. tra cui proprio la Juve. E quindi stiamo parlando, la Juve ha preferito un Di Gregorio, buon portiere, ottimo portiere, cioè che a volte caccia delle parate anche molto cioè molto, molto difficili, ma tu hai preferito un Di Gregorio al secondo portiere della nazionale. Cioè, stiamo parlando di questo. Tu, società No, Juve, ma comunque... guarda che anche lo stesso Donnarumma, comunque, per quanto sia il portiere, secondo me, uno dei portieri più forti d'Europa e campione d'Europa in carica, comunque le puttanate le fa, Ma comunque le viene fanno tutti. criticato, perché comunque anche perché il ruolo del portiere è un ruolo abbastanza, tipo per esempio io che sto vedendo gli europei dell'Italia Under 21, no? C'è il portiere dell'Under 21 italiana che si chiama De Plachet, se non mi ricordo come il cognome, bravissimo, fortissimo, però è giovanissimo. Io se non vedevo questo europeo manco lo conoscevo, quindi con questo che cosa vuol dire? Che ritornando sempre al discorso dell'altra volta anche su quanto riguarda la nazionale, il movimento calcistico italiano eccetera, una società come il Tottenham ha i controcoglioni di andare a prendere Vicario dall'Empoli, fidarsi
dell'acquisto che fa, e Vicario diventa il secondo portiere della nazionale italiana. Perché in Italia nessuno ha il coraggio di cioè Elia Caprile, che comunque anche noi l'abbiamo preso dall'Empoli, ma l'abbiamo preso per fare il secondo, non l'abbiamo mai preso per fare il titolare nel Napoli. Questi invece vengono, comprano il portiere dall'Empoli, lo fanno giocare titolare nel Tottenham. Quindi ad oggi, ritornando alla domanda di Sal, ce ne possono essere di portieri più forti di Meret, che in questo momento io non conosco, però sei lì, capito? Cioè, non so come, a meno che non vai su somme, ecco, un grande colpo che secondo me si poteva fare, l'ha fatto la Fiorentina con De Gea, però comunque era, tra virgolette, una scommessa, perché era un portiere che comunque non giocava da un anno, quindi veniva comunque da un infortunio, quindi comunque non sai al momento in cui lo acquisti come lo trovi, se ti può dare garanzie in modo tale da essere il portiere titolare della squadra che poi va a vincere lo scudetto. Poi apro e chiudo parentesi e poi chiudo. Se anche Antonio Conte ha preferito Meret, hai visto, no? Cioè Conte mo è un comandante, tra virgolette, cioè lui sceglie i giocatori che vuole. Se lui dice Meret può rinnovare, può rimanere, mi fido di Antonio Conte, perché poi comunque alla fine sono loro che li vedono tutti i giorni, non noi. Assolutamente, assolutamente. Allora, ragazzi, ci tengo a precisare che cerchiamo di leggere e rispondere a tutti, quindi se non vi leggiamo tutti i commenti non è per cattiveria, ma perché chiaramente a volte può essere impossibile farlo. Quindi Sal e Maria Ausilia, non vi prendete collera, ma semplicemente cerco di scegliere a volte anche dei commenti che sono spunti di discussione, però cerchiamo comunque di rispondere e di leggere tutti. Questo commento di Salvio era abbastanza interessante. Se girassi la domanda dicendo qual è il reale livello del calcio italiano, dove le nostre migliori espressioni, e faccio esempi come Tonali, Calaforio, Vicario stesso, sono costretti ad andare via. Allora, qual è il vero livello del calcio italiano? Allora, secondo me il calcio italiano non ha un livello così basso come noi pensiamo, non è così poco competitivo come noi pensiamo. Sicuramente rispetto al calcio italiano, rispetto a tutti gli altri campionati, è il calcio dove ci sono meno soldi. Quindi questo è anche un fattore comunque da considerare, e quello meno al momento, sotto certi punti di vista, che è meno affascinante rispetto per esempio alla Premier League. In realtà il problema grosso, problema sempre tra virgolette, è la Premier, ok? Io dico, ho detto che è un problema, ma non è un problema. In realtà la Premier è un esempio che bisognerebbe guardare, cioè un campionato bisognerebbe guardare e seguire e copiare, cosa che continua a non essere fatta. Cioè, perché tutti vogliono andare a giocare in Premier? Perché al di là che ci sono più soldi, la Premier è affascinante, ci sono tante squadre forti, ci sono tante competizioni che vengono seguite in tutto il mondo, perché seguono determinate tradizioni, perché coinvolgono i tifosi in una certa maniera, perché ci sono le strutture, perché ci sono gli stadi. La Premier è purtroppo 20 anni avanti rispetto all'Italia sotto questo punto di vista, sotto tutti questi punti di vista, perché noi per racimolare qualche milione continuiamo ad andare a giocare la Supercoppa in Arabia Saudita, per esempio, cosa che col cazzo che viene fatta in Premier. In Premier l'FA Cup si gioca da 20 anni, da sempre allo stesso modo, con la finale sempre a Wembley, e tutti i giocatori sognano di giocarsi la finale di FA Cup a Wembley, perché chiaramente come prestigio cioè, capito, è una cosa molto molto importante nel curriculum di un giocatore. No, ma infatti, scusami se ti ho interrotto, Vince, io, cioè, la base, secondo me, dal quale si dovrebbe partire, perché poi a noi ci piace tanto parlare, no, del livello del calcio italiano, però vediamo anche qual è il livello dei tifosi italiani. Con questo che cosa voglio dire? La Premier League è il campionato più ricco al mondo, perché anche trasmettere una partita di Premier League è un qualcosa di piacevole da vedere, cioè nel senso, stadi sempre pieni, nonostante la squadra sia prima in classifica, ultima in classifica, la delusione, cioè per esempio il Manchester United negli ultimi anni, voi mi dovete dire quando è che il Manchester United non ha fatto tutto esaurito lo stesso all'Old Trafford? Viene contestato, ma lo stadio è sempre pieno.
Qui vediamo le curve del Milan che ha ragione o torto, questo non interessa, però se il Milan va male, lo stadio è vuoto per metà. L'anno scorso i tifosi napoletani sono stati incommentabili e inguardabili, e io sono uno di quello che vive fuori e che fortunatamente l'anno scorso è riuscito a farsi tutte le trasferte, mentre poi invece quest'anno, perché il Napoli va bene, fai fatica a trovare anche un biglietto nello spogliatoio in fondo a destra dello stadio. Cioè è proprio la cultura del calcio che è diversa in Inghilterra, perché in Inghilterra la partita si va a vedere per come festa, tra virgolette, di domenica, si va tutti quanti in famiglia, si va a vedere la partita, eccetera, eccetera. Poi ne abbiamo già parlato che è proprio tutto il movimento calcistico italiano che dovrebbe cambiare, perché comunque non mi ricordo, forse ne avete parlato nell'ultima live che a pezzetti vi ho seguito, l'ultima di Premier League ha preso, cioè il Sunderland neopromosso in Premier League ha preso quasi il doppio rispetto al Napoli. 226 milioni di euro. Il Napoli, campione d'Italia, ne ha 70 di milioni. Ma cioè, dove vogliamo andare? Perciò Detto dico, questo, dici, scusami. dico, detto questo, io punterei ad arrivare come la Premier League, perché secondo me come movimento e come mentalità è quello l'esempio da seguire. Però se io poi mi guardo indietro e vedo il campionato spagnolo, campionato francese, campionato olandese, campionato portoghese, io penso che il campionato italiano sia superiore a questi altri 4 che ho appena detto. Poi sicuramente in Spagna escono i talenti nel Barcellona, nel Real Madrid, ne esce uno ogni tanto all'Athletic Bilbao, ma il campionato spagnolo, a parte quelle due in Francia... Però io ti dico che sono in parte d'accordo con quello che stai dicendo. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, noi in realtà dobbiamo stare, tra virgolette, attenti, perché il campionato spagnolo, la Spagna sta facendo quello che noi ancora non abbiamo deciso di iniziare a fare, o che comunque fanno pochissime società. Lo Stato e la Lega Italiana, la FIGC comunque non le aiutano, che è quello di partire dalle basi, perché noi poi torniamo sempre agli stessi discorsi. Il problema sono le basi del calcio italiano, le strutture, i settori giovanili, insomma i percorsi di crescita che in Italia non esistono, oppure escono quelle schifezze fuori. Ne abbiamo parlato anche nell'ultima live, qua, che si deve pagare per far giocare un giocatore magari nella primavera o in Serie C o in Serie D, quando un giocatore non ci arriva per il talento che ha. Mentre in Spagna il processo è naturalmente lungo, però chiaramente il Barcellona ha una determinata cantera, il Real Madrid ha una determinata cantera, le squadre dietro se la stanno costruendo perché hanno capito che gli conviene, cioè l'Athletic Bilbao comunque fa un lavoro importante per portare giocatori in prima squadra. L'Atletico Madrid è la stessa cosa, poi magari ci riescono meno per tanti motivi, però comunque hanno iniziato un processo di ristrutturazione delle proprie strutture e ristrutturazione del calcio in generale, cioè tutte le più grandi squadre, e non solo le più grandi squadre, anche in Spagna stanno rifacendo lo stadio da capo, hanno quasi tutto lo stadio di proprietà, hanno tutti quanti un centro sportivo di livello, anche, mo ci vuole, anche l'Espanyol, che è una squadra che lotta tutti gli anni per non retrocedere, che è la seconda squadra di Barcellona, ha comunque stadio di proprietà e centro sportivo comunque di livello. Cioè, il problema è che noi alla base stiamo inguaiati. Sì. Ma noi perché entra sempre in gioco tanti fattori che, come abbiamo detto l'altra volta, che comunque c'entra la politica e poi c'entra la FIGC e poi c'entra quello e poi purtroppo in Italia vince volimmo mangiare sempre tutto quanto. Con questo non è... O inizi a fare cioè anche la Premier League, io mi ricordo che la Premier League più o meno anni 2000, quando diciamo stavano ancora rifondando tanto, no? Cioè loro sono partiti con il problema per esempio degli hooligans, cioè loro hanno preso delle misure drastiche per cambiare. Scusami, vai Salvio, vai, mandamelo, lo faccio ascoltare in diretta. Vai, scusami.
No, io dico anche per quanto riguarda il discorso hooligans, no? Loro hanno preso delle decisioni drastiche e oggi in Inghilterra gli steward allo stadio sono poliziotti, non è uguale un celle 14 anni che tu piglia e ce l'hai 20 euro in mano. Le società di calcio, per esempio, in Spagna hanno iniziato un po' loro il fair play finanziario, eccetera, eccetera. Però comunque loro hanno permesso al Barcellona, ogni anno glielo permettono, anzi, di iscrivere giocatori al campionato vendendosi cose che ancora non esistono. Ah, vabbè, questo lasciamo stare. Cioè, comunque ci sono cose che comunque devono cambiare perché ma se cambiano le cose, società come Inter, Milan, Juve fanno difficoltà ad esistere al giorno d'oggi con i debiti che hanno e loro sceglieranno sempre Assolutamente. di far esistere loro che migliorare il campionato italiano. Certo, certo, ma vabbè, ma su questa cosa ne abbiamo già parlato tantissime volte e non vorrei diventare sempre ripetitivo perché onestamente se no pare che noi parliamo così perché siamo tifosi del Napoli, siamo del sud e quindi No, diciamo ma sempre certo, che adesso che le io squadre del cerco di nord dovrebbero ragionare nel fallire. modo più obiettivo possibile, non parlo da tifoso del Napoli, ovviamente. Ma Comunque volevo dire che assolutamente. prima ho letto un commento di un portiere che a me piace tanto, che Svilar. però poi, esatto, che però poi già hanno risposto e comunque firmerà il rinnovo con la Roma. Ecco, per esempio, Ma giustamente. ritornando all'intervista di Caprile che ha fatto l'altra volta con Cronache, lui ha detto proprio il fatto di Svilar, no? Che è il portiere moderno, che lui dall'altra parte vedeva come viveva la partita Svilar, no? Ecco, quello è il portiere, diciamo, il prototipo di portiere che mi piace. Però ovviamente poi devi vedere quanto ti chiedono, no? Sì, devi vedere quello, devi vedere, cioè, mo tornando al discorso del chiamiamolo usato sicuro, no? Che è anche brutto dirlo, in questo modo, cioè, per esempio, lo stesso Svilar chiaramente ha fatto un annetto e mezzo a livelli importanti. È anche giusto che secondo me rinnovi con la Roma per continuare a confermarsi e poi fare dei salti. Cioè, perché per esempio noi l'abbiamo visto tante volte, no? L'abbiamo visto, ma ne parlavamo pure con Peppe nell'ultima live. Prendi Onana, ok? Onana. Preso dall'Inter, ha fatto quell'anno strepitoso che sembrava l'uomo ragno in porta, che prendeva di tutto, è andato allo United e mo al di là del problema United, che mo pare sempre che abbiamo un coppa giocatore dello United, però Onana è... Cioè, Onana, per carità, gli errori li fanno tutti, ma Onana fa paura, cioè, quando sta a porta. Cioè, io mi cago che sta sotto se io tenesse un Sì, sì, morto. sì, sì, no, certo, certo, certo. Sono Allora, d'accordissimo, ma lo stesso, guarda, anche lo stesso Sommer, no? Quando è mm-hmm. stato preso dall'Inter dal Bayern Monaco, l'anno che ha fatto a Monaco di Baviera, a Sommer lo volevano ammazzare per tutte le puttanate che ha fatto, eh. Assolutamente, assolutamente. Allora, Salvio ci ha mandato un vocale che se vuoi ascoltiamo insieme. Vai. Vediamo. Ciao ragazzi, innanzitutto saluto tutti quelli della chat, Nando, grazie Vincenzo per l'opportunità. Volevo semplicemente aprire il discorso anche sulla questione futuristica del campionato italiano, nel senso che avendo la Serie A firmato, la FIGC firmato un contratto di 4 anni con DAZN, praticamente bloccando la crescita del campionato di Serie A da ipotetici investitori stranieri, questa cosa per esempio ci vincola troppo. Cioè, vedevo praticamente in un documentario che c'è stato un abbassamento dei costi che è non indifferente, considerando che noi 2 anni fa, in periodo del Covid, incassavamo come Serie A 948 milioni di euro come diritti televisivi. Nel quadriennio che è stato firmato adesso sono stati investiti soltanto 920 a scalare fino a 880 milioni di euro all'anno. E credo che questo sia uno dei fattori predominanti, cioè la classe dirigente, la FIGC, è anche il motivo per cui ADL si è adirato così tanto, che vedrà un rallentamento, non una possibile crescita da parte della nostra categoria rispetto agli altri campionati europei. Comunque grazie ragazzi. Indubbiamente, cioè, indubbiamente per me hai ragione, sa? Nel senso che
Quando io chiaramente dico, e l'abbiamo detto già in tante altre live, che i problemi sono alla base, naturalmente mi riferisco, a parte a tutto quello che abbiamo detto, anche alla classe dirigente che opera, diciamo, che opera, oppure io tenderei a dire che si tiene tanto stretta la poltrona, soprattutto in FIGC, partendo da Gravina stesso. È chiaro che quello è... tutte le scelte che hanno fatto da 15 anni a questa parte hanno portato alla situazione in cui siamo ora, che è una situazione che purtroppo probabilmente continuerà a farci perdere terreno rispetto agli altri campionati. Ma il problema, anch'io ovviamente sono d'accordo con Salvo, no? Però il problema, sai qual è? È che sono, come hai detto tu, va bene che il problema è Gravina, va bene che il problema è la FIGC, eccetera, no? Però Vince, sta solo Gravina, perché nelle ultime elezioni che hanno fatto, Gravina è l'unico che si è presentato alle elezioni, non c'è nessuno che si oppone. Questo io da ignorante in materia, perché ovviamente non vivo quell'ambiente, che cosa ne recepisco? Che comunque fa comodo avere un Gravina lì sopra, però poi devi vedere a chi fa comodo. DAZN, il problema DAZN, cioè, oltre al fatto che paga poco, io mi metto nei panni dei vari padri di famiglia, no? Cioè, tu potevi vedere una partita, ti devi fare 4 abbonamenti, perché noi l'anno scorso il problema non l'abbiamo avuto, no? Ma fino a 2 anni fa che il Napoli giocava in Champions League pure, e devi fare DAZN la Serie A, e ti fa Sky, ti fa Amazon Prime, e poi ti fa questo, e poi ti fa quello. E a livello economico è dispendioso ormai seguire. Poi mette partita, uno venerdì, uno il sabato a mezzogiorno, uno sabato e 3, ovviamente sto facendo orari casuali, non sto dicendo, cioè sono 10 partite ogni fine settimana, giocano da venerdì a lunedì, una partita, Sempre. 2 partite al giorno, cioè Sempre. abbiamo perso anche per esempio, ritornando al discorso Premier League, anche la Premier League ha anticipi e posticipi, il Monday Night, ma sono 3 partite che non giocano contemporaneamente alle altre, se no tutte le altre il sabato, punto. Cioè, sabato, che ne so, alle 2 del pomeriggio ci sono 5 partite che puoi vedere. 1, 2, la Premier League anni fa, perché ripeto, ritornando, noi che ci ricordiamo un po' gli anni 2000, la Serie A aveva giocatori importantissimi. Mi ricordo Ronaldo il fenomeno, Totti, Cassano, Del Piero, Nedved, Zidane. La Premier League non aveva tutti questi fenomeni, no? Certo. Poi che cosa succede? La Premier League prende determinate decisioni per valorizzare il loro prodotto, ma internamente. Quest'anno, per esempio, i tifosi del Manchester City hanno fatto una protesta contro la propria proprietà, non per non andare allo stadio, semplicemente per farsi abbassare il prezzo del biglietto. L'hanno vinta la causa, tant'è vero che i prezzi saranno più bassi del 43%, ho letto, proprio oggi l'ho letta sta notizia. Cioè, il movimento Premier League è a favore del tifoso, non a favore delle compagnie televisive che danno a favore la partita, perché che tu puoi pigliare qualsiasi compagnia televisiva, ma se non c'è sto tifoso a favore la partita, può pigliare pure Gesù Cristo, o tifoso la partita non sa vera, capito? Ma infatti, ma assolutamente, ma infatti io non so in Italia dove vogliono arrivare, perché è veramente, sta diventando veramente difficoltoso seguire il calcio in Italia. A maggior ragione, e qui ci inseriamo in un altro discorso, che però non approfondiamo molto, se no io non la finisco più, perché sono 3-4 anni a questa parte che io sto accusando una difficoltà immensa a vedere le partite in televisione, ok? Cioè, è proprio stancante guardarle adesso, tra il commento
incommentabile, giusto per usare un giro di parole. Veramente penso che siamo arrivati a una classe anche di telecronisti. Vedi, noi parliamo sempre degli arbitri, delle cose, ma i telecronisti fanno quasi tutti piangere. Dal mio punto di vista ormai si celebrano e si parla solo di statistiche continuamente durante la partita, invece di raccontare magari quello che sta succedendo in campo, perché secondo me ormai veramente quasi non lo sanno fare più. Mo' è vero che per carità non tutti sono Bruno Pizzul, per citare sempre lo stesso, però porca troia, penso che veramente stiamo esagerando. E uno. Seconda cosa, e non so se ultima o meno perché sto andando a braccio, seconda cosa, la regia, voglio, Fernà, non sacci tu che Mamma impressione mia. hai. Mamma Ragazzi, veramente io sono stanco, ogni volta che vedo la partita è stancante, cambi di inquadratura costanti, inquadrature che non ti fanno capire che cazzo sta succedendo in campo. Cioè, ma secondo voi, ma uno perché cazzo si guarda la partita? Se la guarda perché devo vedere i peli del naso di McTominay? Cioè, ma per quanto posso amare questo giocatore, io voglio vedere che sta succedendo in campo. Se tu No, mi fai ma tutte le prese strette, io che cazzo vedo? No, ma guarda, ti dico che io su 90 minuti di partita io passo la maggior parte del tempo ad urlare contro la regia di DAZN di farmi vedere la partita, perché Mamma capita mia. molte volte che si sta giocando in campo, tu stai vedendo un replay per la 40ª volta del fallo laterale che è successo mezz'ora fa. Poi c'è il replay di Mazzarri, di Sarri che si scaccola mentre di là si sta battendo un calcio d'angolo. Cioè, veramente è diventato stressante. Uno, due, vince, tu non hai visto gamba più. Perché ritornando al discorso di prima del campionato spezzatino, ti devi fare una partita il venerdì, due il sabato, una a mezzogiorno, una alle 3, una alle 6, una alle 20:40. Non esci per vedere le partite? Cioè, non si esce più. Come si fa? Come si fa? E Come si poi, poi io vorrei dire, non so se ci sentiranno mai, però io vorrei fare un annuncio a quelli che dicono che il calcio è contro la pirateria e tutto il resto. Io vorrei fare semplicemente questo annuncio, prima di dire la pirateria fa male al calcio, eccetera, eccetera, senza considerare alla fine DAZN che prodotto è, mandate incontro ai tifosi, perché voi ai tifosi non li considerate, quando prendono le loro decisioni perché sono comode a loro, i tifosi non vengono proprio minimamente considerati, cioè no, ormai non si fa più l'interesse dei tifosi. Io per esempio sono uno di quelli che, perché per me il Napoli è una malattia, perché se no io avrei smesso di guardare il calcio ormai. Io mi sto appassionando al basket, al calcio a 5, tra l'altro sabato sera, per chi volesse, scusami, faccio un attimo questa piccola parentesi, c'è gara 1 delle finali scudetto di Napoli calcio a 5, che è molto interessante da vedere. Tra l'altro, diciamo, come dire, inseriscimi in questa cosa perché a me piace. Dove cazzo lo guardi il calcio a 5? Vabbè, il calcio a 5 è il suo canale YouTube gratuito. Ah, non lo Ma sapevo. poi, però i playoff, diciamo, li fanno vedere anche su Sky. Ah, ok. Quindi, allora, Sky di solito fa vedere la partita più importante durante l'arco del campionato, se della giornata, se c'è una partita importante, eccetera. Altrimenti fa vedere sempre tutti i playoff. Ma comunque c'è il canale gratuito del Napoli, del calcio a 5 che fa vedere le partite, che è bello da vedere. Poi per chi non lo l'ha sapevo. A me fa impazzire qualsiasi tipologia di sport, quindi... No, ma credimi, questo che cosa volevo dire? Che ecco, la Lega Serie A di basket, no, per esempio, è molto povera a livello economico, a parte l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Certo. Però loro offrono un prodotto per il tifoso, cioè in prima linea c'è il tifoso, che poi economicamente non è la NBA, non fa niente, però offrono un prodotto valido, capito? Ormai il calcio italiano al giorno d'oggi, per come te lo offrono, per me non è più valido come prodotto. Quindi se poi mi devo fare 18 abbonamenti per seguire, se io voglio seguire il Napoli durante una stagione, io minimo mi devo fare 3 abbonamenti. Dispendioso economicamente se lo metti insieme a tutte le altre perché ormai, ma assolutamente il mese. Anche perché non si può cambiare più, cioè. Quindi poi è normale che gli introiti sono bassi.
Ma perché tu mi chiedi, cioè DAZN chiede 60 euro al mese per avere quella cosa dei 4 account contemporaneamente, Due, eccetera. due, due, Due? Ok, due perfetto, ne account, sappiamo sì, 4. Due. due. 60 euro al mese, 60 euro al mese. Poi ci sta Sky, che se voglio a Champions League, mo non so quanto costa ora Sky. Poi ti devi fare Amazon Prime, perché poi può capitare che la partita Mercury, Napoli, non Coppa Amazon Prime. Qual è la No, soluzione più economica? quella che ha detto Salve, adesso ti metto il commento in evidenza. Intanto volevo salutare un po' di gente, Alberto, Aurelio, Anthony, ragazzi vi saluto perché non sono riuscito ancora a farlo. Anche milanista di Scampia che una volta mai tonomo, io ovviamente mo scordo, quindi su questa cosa perdonami. No, in realtà avevo messo Suzuki, lo prenderei perché in realtà è un'idea interessante. Per esempio Suzuki è un portiere che puoi prendere in cui volendo può fare anche il secondo, però per esempio però fossi in Suzuki, essendosi fatto il primo anno da titolare in Serie A col Parma, se il Parma lo vuole confermare, io mi farei altri anni da titolare in Serie A col Parma per provare poi a fare un salto. Cioè, per esempio, io fossi in Suzuki non verrei mai a fare il secondo a Napoli. Cioè, in questo momento mo ci vuole il secondo a Napoli, lo può fare uno Scuffè che è anche già un po' più avanti con l'età rispetto a un Suzuki che è giovane. Certo. Il commento No, di Salve infatti... che ti dicevo è questo. Dici. No, dico pure io, Suzuki è uno che terrei d'occhio, ovviamente se non intervengono altre società, però Esatto. in questo momento, ecco, se dovessi decidere il lato giocatore, è vero che il Parma quest'anno ti sei salvato, fare un altro annetto a Parma, poi comunque secondo me merita altro. Merita, Certo. c'è un'altra piazza comunque. Comunque l'Italia ha appena pareggiato 1-1, Italia. Sì, l'Italia Under 21 sta Cazzo, c'è l'Unter con 21 la stasera. Spagna. Hai ragione. Ma le prime due partite l'ha vinte, giusto? Quindi Sì, diciamo, vabbè, questo è solo per decidere chi passa prima e chi passa chi secondo. passa primo, ok. Infatti, il commento di Salver mi chiede vicino, ho sempre avuto da zona, ma con certe telecronache preferisco Paramount col pezzotto. Purtroppo io ti devo dare ragione, Purtroppo ti devo dare ragione perché veramente è diventato faticosissimo vedere queste cazzo di partite. Sotto tutti i punti di vista, la telecronaca, ma io a volte sparano delle minchiate, cioè sono proprio difficili anche da ascoltare, cioè veramente allucinante. No, sì, ma a parte io salvo qualcuno, però sì, molte volte, ma guarda che io noto che anche loro fanno parecchia fatica a seguire la regia, Cioè, tipo per esempio per Luigi Pardo ce ne sta un altro pure che mi piace, tipo Stefano Borghi pure che però è rimasto a Sky. Fanno veramente parecchia fatica a seguire le riprese della regia, perché poi tipo quando il giocatore si avvicina, diciamo, sulla zona della bandierina del calcio d'angolo, che in realtà vorrebbe crossare, mi fanno quella ripresa stretta sul giocatore e io non so, c'ho pallone a Reggio da Fornì che impazzisco, perché poi uno vuole vivere la partita, no? E tu tutto fai al di fuori di poi statistiche che escono mentre vedi, ma poi tu mi chiedi 60 euro mese, mi fai pure la pubblicità nel frattempo della partita, che mi si rimpiccioli lo schermo, cioè, oh, che sta succedendo? No, vabbè, ma guarda, ripeto, stanno diventando totalmente imbarazzanti e ti dico di più, cioè per me fanno enormemente fatica a seguire le dinamiche di gioco, la regia e tutto i telecronisti, sia perché la regia è veramente allucinante ormai, cioè secondo me ci può essere buffa a chi fa regia delle partite, ma pure perché sono talmente impegnati a raccontare di statistiche oppure che il nonno di Reteghi si è fatto una sega in una parte d'Italia e quindi per questo Reteghi è per un pirito italiano, che diciamo chiaramente si dimenticano che nel frattempo stanno facendo la telecronaca di una partita. Cioè sì. è proprio palese, si distraggono proprio, oltre al fatto che ormai la maggior parte dei telecronisti e dei commenti tecnici non sono come dire imparziali o comunque non sono professionisti. Allora, prima di chiudere ragazzi, perché stasera diciamo
la live durerà un pochino prima, durerà un pochino. Sono stanco, scusami, durerà un pochino di meno. Allora, volevo fare un passaggio veloce sul mondiale per club, infatti Vinessa di Scampia ha scritto imbarazzante, e su Gattuso CT, proprio molto veloce, giusto 5 minuti. Allora, per quanto riguarda Gattuso CT, come abbiamo già detto anche in altre live, forse era l'unico nome che può far cambiare qualcosa, ma comunque, Più che come altro a abbiamo livello detto, emotivo, sì, io c'ero solo a livello emotivo. sì, sì, anche per come abbiamo detto, è tutto il movimento calcistico italiano che deve cambiare comunque. Sì. Perché fondamentalmente la squadra quella è. Gattuso può dare un po' di cazzimma, un po' di morale, ma non vedo un futuro roseo per la nazionale italiana. Sicuramente Gattuso riuscirà a fare meglio rispetto all'ultima gestione, anche quella di Spalletti, a livello di risultati, perché basta che dai un po' di brio alla squadra, che nelle ultime partite non c'era proprio. Secondo me puoi ricavare risultati un po' diversi. Certo, Però certo. sì, ti puoi qualificare al mondiale, però vai al mondiale, che figura fai? Cioè, io onestamente da tifoso dell'Italia, io ragiono su questa cosa e dico, ma vale più la pena qualificarti al mondiale e fare figure merda, o vale la pena più esplodere come movimento, fallendo per l'ennesima volta? E quindi poi capito, perché secondo me se fallisci anche quest'anno vai totalmente in tilt e quindi devi per forza di cose ricostruire da zero. Ma assolutamente, io ci aggiungo solo che non perché manchi di fiducia, ma con quello che stanno combinando non è così impossibile che si fallisca anche quest'altro accesso al mondiale. Purtroppo, perché per me è veramente assurdo continuare a vedere un'Italia che non va al mondiale, però se continuiamo a ragionare in questo modo, la situazione, come dice Aurelio, e sono assolutamente d'accordo, la situazione purtroppo è allo sbando, perché è allo Sì, sì, sì. sbando, ragazzi, è allo sbando, perché tu non mi puoi prendere un CT della nazionale dopo fatto il percorso fino ad ora come Spalletti e dire ok basta, cioè hai rotto il cazzo, i giocatori non ti seguono, boom, via, cioè il discorso è sempre lo stesso, cioè bisogna dare fiducia, non bisogna dare restrizioni, non bisogna dare paletti, non bisogna convocare i giocatori solo per determinati motivi, ma purtroppo queste cose in Italia succedono, cioè è inutile che ci sbattiamo. No, io spero che Gattuso abbia l'intelligenza, ma ti dico la mia, secondo me ce l'ha, uno, di mandare a fanculo qualsiasi persona sia che imponga, tra virgolette, di fare in modo diverso rispetto a quello che vuole fare lui, e due, che abbia l'intelligenza tattica di capire i giocatori più forti italiani in questo momento, che modulo mi impongono di fare, perché come vi ho detto le altre volte, in questo momento Zaccagni e Orsolini non puoi non convocarli, quindi che deve essere 4-3-3. 4-3-3. Gattuso secondo me ha l'intelligenza tattica del 4-3-3. Assolutamente, assolutamente. Va bene, concludiamo con un pensiero veloce sul mondiale per club, perché secondo me non c'è ancora molto da dire. Io già mi espressi ampiamente prima che iniziasse questa competizione, che al momento la reputo, continuo a reputarla molto ridicola. Continuo a reputarla una competizione fatta solo per prendere soldi da sponsor e cazzi vari, perché guarda cosa è stata fatta in America. Infatti al momento, insomma, non sta suscitando nessuna emozione in particolare, a parte qualche partita che sono partite di cartello, ma ci si stanca anche di vederle, perché una cosa che ha detto Vicario, su cui sono d'accordo, ormai con tutte queste competizioni pare che la stagione non finisce più, non c'è più quello stacco che era fondamentale per apprezzare il calcio, no? Il fatto di ok, si arriva a maggio, giugno, finisce, al massimo c'è la nazionale e poi si riparte a fine agosto. Invece No, ma adesso anche, sembra sempre una cosa continua. no, certo, certo, anche perché poi in questo momento si rischia anche tanto a livello fisico, no? Perché poi comunque anche vabbè, io che tra poco mi laureo in scienze motorie, quindi l'ho studiata questa cosa, cioè comunque alla fine si passa da giocare 40 partite all'anno a giocarne 80. Cioè, comunque anche a livello fisico, muscolare, viene richiesto tanto ai giocatori, perché poi
È vero che quel che è vero, che comunque ormai per gli stipendi che prendono io giocherei anche tutti i giorni, perché tanto poi comunque alla fine la loro carriera è breve, quindi che se tu per 10 anni te li fai a grande livello e prendi i soldi che prendi, tu 10 anni basta, ti sei messo a posto per tutta la vita. Dall'altra parte è anche vero che ormai, pur di avere sempre più soldi, sembra che in campo ci vadano le macchine, non persone umane. Assolutamente, ma infatti è un cane che si morde la coda, nel senso che il problema, ci sono sempre più competizioni, si parla sempre più di mettere più competizioni perché girano troppi soldi all'interno di questo business. No, ma anche perché poi, poi posso dire una cosa, cioè poi tu hai allargato questa competizione mondiale per club a 32 squadre, eccetera, e poi io devo vedere la squadra, quella lì egiziana, che ha fatto 0-0 con l'Inter Miami di Messi, che sono due squadre inguardabili. Poi c'è aggiunto Palmeiras, il River Plate, il Boca Junior, ma non perché siano per forza scarse queste squadre, per poi il risultato, secondo me, quale sarà? Sempre due europee in finale, perché succederà sempre questo, perché le squadre europee secondo me sono proprio più forti a livello generale rispetto alle squadre di tutto il resto del mondo, no? Esattamente. Quindi io stasera ho messo la maglietta dell'Argentina perché, apro e chiudo una velocissima parentesi, per i tifosi del Boca Juniors e del River Plate, che hanno dimostrato ancora una volta quanto possano essere legati alla squadra e quanto si possa sentire il calcio in Argentina, però come competizione mi sembra piuttosto ridicola, soprattutto nell'organizzazione. Tu organizzi una competizione del genere con 32 squadre, di cui 16 sono inguardabili, per fare che cosa? Cioè, tra l'altro, spero di sbagliarmi, ma se non sbaglio, comunque non sostituisce la Coppa che si fa, diciamo, a dicembre, quella lì delle 4 squadre. No, quella penso la sostituisca. Io ho letto che forse non l'ha sostituita, Vince. Allora è folle. È un'altra competizione in più, non è stata abolita quella, però posso sbagliarmi. Su questo, se non sbaglio, l'ho letto da qualche parte, ma non te la do come per certa. Se è così, penso sia una cosa veramente, veramente folle. Comunque, staremo a vedere, ragazzi. Io la continuo a reputare una competizione molto, molto ridicola. Vabbè, noi vi salutiamo in realtà perché questa sera avevamo meno tempo del solito. Fernando deve scappare, che domani ha un aereo. Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata. Chiaramente dal nostro punto di vista vi diciamo sempre forza Napoli sempre, per voi insomma quello che cazzo volete, non ci interessa, ognuno ha la sua fede. Noi, se tutto va bene, ci vediamo nei prossimi giorni sicuramente con un'altra live, con la live del coffee break, capiremo un po' quando farla, magari ce ne sarà anche più di una. Vi comincio ad annunciare che verranno intensificate un pochino le live, in modo che possiamo chiacchierare magari di più argomenti, perché sicuramente usciranno tantissime notizie da qui ai prossimi mesi. E come sempre ripeto, forza Napoli sempre, buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.